Ciao ragazzi, oggi sono tornato dai Franchini a Mozzecane perché voi li conoscete per il tastasal, Il tastasal è l'orgoglio del risotto e un po' anche il mio. per l'hamburghiotto, Ma assaggi. Ma è perfetto. Perfetto! Perfetto. per le mille miglia e per diversi altri prodotti. Ma non è tutto qui. Dovete sapere che c'è un'altra grande passione che caratterizza da sempre la vita di Stefano e ora anche di suo figlio Samuele. Una passione talmente forte che li ha spinti a creare una sorta di museo privato, dove però non espongono quadri o sculture o cos'altro, ma altre opere d'arte. Queste per la precisione, affettatrici manuali, ma d'autore. Da dove nasce la passione per collezionare delle affettatrici? È un macellaio quando vede una lama che gira, che taglia e che si muove, deve voler bene a questi oggetti, a quelle cose qua molto molto particolari. Ed è una ricerca la tua che è partita quando? Diciamo 40 anni fa circa, da quando appena avevo aperto macelleria, ho incontrato una persona che me ne ha proposto una e da lì tutta la ricerca ho cominciato a vedere di qua di là, andare a mercati, mercatini, ma adesso i mercatini, quella cosa qua non ce ne sono più, sono molto difficili da trovare, però con la mia audacia, ogni tanto trovo qualche, ne trovo ancora. Per esempio questa è la prima affettatrice che ho portato a casa, è stata quella che mi ha fatto prendere la passione. Affettatrici così poi non ne ho più trovate, l'ho restaurata e è del 1898, l'anno di costruzione che Berkel cominciava. Se fate caso, qua c'è una carena, la carena della molla per le affettatrici. È rarissimo vedere un'affettatrice Berkel senza carena e anche in questo caso ne abbiamo due. Questa la vedete tutta da restaurare perché c'è un motivo. Io ho cominciato a restaurarla, ho restaurato il piedistallo, ma ditemi voi come è possibile restaurare quel manico qua. Questo o si toglie e si butta via, che è Allora la rovini? Sì, oppure si tiene. Io l'ho tenuta così, la lascio così e penso di aver fatto una cosa più bella che ci sia, perché oggi nelle collezioni sia delle macchine d'epoca e sia delle affettatrici in tante altre cose va molto di più il conservato. Bisogna lasciarle come erano. Ma cos'hanno di speciale le Berkel? Ma è la costruzione, è un sistema di costruzione. Se un bravo meccanico, e ce ne sono ancora di bravi meccanici, la smonta quella affettatrice qua e poi la rimonta, non sarà mai come prima. Qua occorrono delle persone specializzate che non ce ne sono più. Io ho un signore molto anziano, penso che abbia passato l'ottantina, e che solo lui riesce ad accontentarmi nel taglio, nel montare quelle affettatrici qua, nel pulirle, perché sono cose molto particolari. È come un carburatore di un Ferrari degli anni 50, degli anni 60, è difficilissimo da mettere a posto, e questo è la stessa identica cosa. E quando si vede una cosa così non c'è da guardarla. A volte io vengo giù, mi siedo qua una mezz'ora, tre quarti d'ora, penso, guardo, le riguardo, torno su e sono una persona felice. Questi oggetti qua, queste affettatrici qua mi danno questo. L'inventore di queste affettatrici fu Wilhelmus Adrianus van Berkel, un macellaio olandese, con la passione però per la meccanica. E quindi cosa fece? Unì queste sue due vocazioni, chiamiamole così, per facilitare le operazioni di taglio della carne. Cosa fece in sostanza? Prese una lama rotante concava posizionata verticalmente rispetto al prodotto da tagliare, che a sua volta doveva scorrere su un carrello mobile con la possibilità di graduare lo spessore della fetta. Ora, detta così, oggi sembra una cosa estremamente banale, semplice, quasi scontata,
Ma voi pensate all'effetto dirompente che doveva aver avuto all'epoca, siamo intorno alla fine del 1800, questa invenzione. E il successo fu tale che la sua prima fabbrica venne aperta nel 1898 a Rotterdam, ma di lì a poco, negli anni a seguire e nei decenni successivi, le fabbriche si moltiplicarono praticamente in tutto il mondo, anche in Italia. Ma non è finita qui. Vedete colori diversi, sappiate che ognuno di questi colori ha una storia ben precisa. Pensavo che la Berkel fosse solo rossa. No, ogni colore ha una sua storia. Ci sono tanti modi di pensare, tante persone che dicono la sua. Quello che io sono stato capace di raccogliere è che erano prevalentemente in Svizzera o nelle nostre latterie, se vi ricordate le Quindi nostre bianche. latterie. Esatto, bianche, color avorio. Nere perché? Perché a un certo punto, se vedete anche la scritta Milano, nell'epoca del fascio, si voleva che le affettatrici non venissero più dall'Olanda tutte intere, ma bensì a pezzi, in maniera che anche le nostre persone potevano lavorare, avevano da lavorare. Quindi venivano assemblate in Italia. Venivano assemblate a Milano. Ho capito. Ecco perché troviamo un Milano. Attenzione, ce ne sono anche di verdi, rarissime, ne ho una. E questo perché? Perché in un certo periodo, negli anni 55-60, Van Berkel aveva delle richieste pazzesche per quanto riguarda queste affettatrici qua. Ha chiesto la collaborazione di John Deere, del signor John Deere, vi ricordate, fa i trattori, Certo. e lui la sua collaborazione gliel'ha data, in cambio però doveva costruirle verdi. E di queste qua se ne trovano pochissime, ne ho viste 2, 3, ripeto, ne ho una, sono felicissimo. Quindi cosa vuol dire per un macellaio collezionare queste macchine? Beh, per me è una grande soddisfazione, ma la soddisfazione più grande l'ho avuto un paio d'anni fa. Voi sapete che con me collabora Samuele, mio figlio, che forse avrà la sua storia, vedremo. A un certo punto continuava a dirmi da ragazzino, da bambino, ma cosa ne fai di quelle affettatrici là, cosa ne fai di quelle affettatrici là? E una giornata ho detto, adesso le vendo tutte. E mi sono accorto che mi ha fatto un broncio. Da lì ho capito una cosa che non so se riesco a trasmetterla. Quelle affettatrici qua non andranno mai cedute, rimarranno sempre qua, anche quando io non ci sarò più. Hai una passione contagiosa, Samuele? Eh sì, inevitabilmente con tutto questo ben di Dio mi sono poi informato più nel dettaglio per modello, tutte queste piccoli oggetti, pezzi di ricambio molto difficili da trovare. Insomma, ho fatto un bel libricino e una bella ricerca. Ma si possono ancora usare? Allora, no, queste affettatrici dal regolamento del 2006 non sono più utilizzabili per il lavoro, ma per qualche evento particolare, per qualche festa privata la usiamo ancora. In particolare l'8 giugno, sabato 8 giugno, dalle 9 a mezzogiorno, faremo un taglio di Berkel, con questa Berkel qua molto particolare. Taglieremo un crudo stagionato 30 mesi, una roba molto particolare.